Anziché proteggere la sorella interdetta e fare il suo interesse, le avrebbe sottratto nel tempo centinaia di migliaia di euro. Questa è l'accusa mossa nei confronti di un imprenditore bellunese al quale il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza del Comando Provinciale ha notificato l'avviso di conclusioni indagini preliminari a suo carico. L'uomo avrebbe sfruttato l'incarico di tutore giudiziale per impossessarsi di 303.000 euro, somma che adesso gli è stata congelata con quello che in gergo si chiama sequestro per equivalente. A disporlo il GIP di Belluno su richiesta della procura, ma c'è di più. Il tutore si sarebbe avvalso anche della cooperazione di sua figlia, avvocato e protutore, per accedere alla cancelleria del tribunale. Tra gli episodi contestati spicca il mancato versamento alla sorella interdetta della quota di eredità legittima alla morte del padre e la vendita nel 2016 della villa di famiglia. La complessa attività investigativa si è sviluppata attraverso l'analisi di documenti, informazioni testimoniali, la ricostruzione del patrimonio economico-finanziario della donna interdetta, nonché i rapporti bancari degli indagati. Per l'imprenditore si aprono le porte del Tribunale di Belluno, mentre il maxi sequestro preventivo da 303.000 euro potrebbe tramutarsi in confisca.